Sì, allora non è che Serafino sia stato l'ultimo pastore di Estersili, i pastori in Campania ci sono tuttora, anche se meno rispetto a prima, ma io ero sicuramente, prima di emigrare, uno degli ultimi pastori che governava le capre domestiche del paese, di mia proprietà e anche del paese. Tutte le famiglie avevano uno o due più caprette per avere il latte. Le caprette domestiche ai sterzili si possono definire le mucche da latte, ecco. Le mucche non c'erano. No? Ed era curioso, io ho fatto, dopo le scuole elementari, sono dovuto andare in campagna con le capre partendo dal paese e rientrando per lunghi 9 anni, da 11 anni, una volta finito le scuole elementari, che le medie non c'erano e non ho potuto proseguire gli studi, per cui la famiglia era quella che era, non potevo mandarmi lontano, economicamente non c'erano mai quei mezzi e ho dovuto fino a 20 anni, ai miei 20 anni, fare il pastore. Come si chiamava la capra? La capra e le capre erano tutte con un nome particolare. Aspetta un attimo.